Leghisti a Pontida per il raduno del partito con i suoi big, occhi puntati su Alberto Stefani per la prima volta sul palco da vice segretario federale in attesa di un'investitura a candidato presidente del Veneto che ancora non c'è stata. Edizione straordinaria di Antenna 3 domani mattina dalle 10 per seguire lo sciopero generale per Gaza e la mobilitazione al porto di Venezia, a rischio anche scuola e trasporti. Un ragazzo stupendo sempre a disposizione della comunità e oggi l'intera comunità di Montebelluna ha voluto ricordare Riccardo De Anna, il fisioterapista di 36 anni morto ieri dopo essere precipitato in montagna. È in miglioramento il 13enne investito venerdì a Quinto mentre attraversava sulle strisce pedonali la Noalesa, è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto. Veneto sconvolto dalla brutale rapina che si è consumata a Marostica, madre e figlio immobilizzati e picchiati da una banda che puntava ai soldi dell'incasso del panificio dell'uomo. Vendemmia del Prosecco destinata a concludersi tra domani e martedì con l'arrivo della pioggia. Già si prevede un vino con minore alcolicità, ideale, dicono gli addetti, per l'attuale richiesta dei mercati. La bella domenica di sole ha favorito la partecipazione alla 7ª edizione della Montebelluna in rosa a sostegno della Lilt cittadina, oltre 3.500 i partecipanti. In migliaia a Mota di Livenza per la processione della Madonna dei Miracoli, la cerimonia trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la politica con la Lega a Pontida per il raduno del partito con i suoi big, occhi puntati su Alberto Stefani per la prima volta sul palco da vice segretario federale in attesa di un'investitura a candidato presidente della regione del Veneto che ancora non c'è stata. La sua è una forza tranquilla, determinato, coraggioso, già sindaco e parlamentare, e chissà cosa gli riserverà il futuro. In alto le bandiere del leone, sventolatele tutte! L'applauso per il figlio del Veneto, Alberto Stefani! Mi perdonerete un po' di emozione, questa è la prima volta che parlo da questo palco e per 20 anni, fin da bambino, sono stato su quel pratone con la mia bandiera, con la bandiera della mia regione in mano, perché questa è la Lega. Gli occhi del Veneto tutti per lui, per Alberto Stefani, sul palco di Pontida da vice segretario federale e candidato in pectore alla regione, anche se l'attesa investitura dal prato di Pontida non è stata ufficializzata. Il suo è il nome forte sul tavolo della trattativa tra il Carroccio e gli alleati di centrodestra, ma il confronto è ancora in corso e al raduno leghista spiega la sua idea di Lega, presente e futura, non senza qualche affondo a quelli che potrebbero diventare i suoi avversari nella corsa a Palazzo Balbi. Siamo la comunità che difende il lavoro, chi produce lavoro, chi tutela il lavoro, non come qualche altro movimento che nei programmi delle elezioni regionali sta lanciando il reddito di cittadinanza regionale. Queste sono offese per i territori come i nostri. Noi siamo la comunità di chi sa assumersi responsabilità, delle persone a cui la responsabilità non fa paura. La responsabilità non fa paura e chi lo ascolta lo interpreta come un impegno diretto in vista di un'eventuale candidatura. Sfilano sul palco di Pontida amministratori e ministri, ospiti stranieri come il francese Jordan Bardella. Si prende il palco parlando di immigrazione Roberto Vannacci. Filo conduttore lo sdegno e la reazione all'omicidio di Charlie Kirk, ma anche la questione guerra e armamenti. Il segretario Matteo Salvini chiede agli amministratori leghisti di depositare una mozione che ricordi che l'Italia ripudia la guerra e invita tutti alla mobilitazione del 14 febbraio. Sabato 14 febbraio, tutti insieme, protagonisti uno per uno della più grande manifestazione che si ricordi in difesa dei valori, dei diritti, dei confini e delle libertà della civiltà occidentale. Salvini che ricorda dal palco anche Giancarlo Gentilini. E il mio pensiero e il mio saluto a un grande leone, a un grande sceriffo, a un grande autonomista, Giancarlo Gentilini, che oggi sarebbe commosso dal vedere quanti leoni stanno sventolando sul prato di Pontida. I temi delle origini, decentralizzazione, autonomia, rischio islamizzazione dell'Europa. È Zaia l'unico a lanciare un messaggio politico agli alleati di centrodestra. Se il candidato alla presidenza del Veneto sarà un leghista, sarà Stefani, dice, ma se non sarà della Lega sarà un problema. E conclude. Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista,
non è un'azione di lesa maestà per la maggioranza, ma è una legittima richiesta per dare continuità alla nostra amministrazione. Grazie e buona giornata a tutti. E sarà una giornata da raccontare, quella di domani a Venezia, per la mobilitazione pro Gaza e numerose sigle ed associazioni con il popolo dei centri sociali che arriverà da ogni parte del nord-est. In contemporanea anche lo sciopero dei sindacati di base che riguarderà soprattutto il trasporto pubblico locale. Massime le misure di sicurezza. Antenna 3 entrerà in diretta a partire dalle 10 con un'edizione straordinaria. Come sempre saremo sul posto con le nostre truppe, in studio ospiti ed approfondimenti. A Montebelluna ora un ragazzo stupendo, sempre a disposizione della comunità, e oggi l'intera comunità di Montebelluna ha voluto ricordare Riccardo De Anna, il fisioterapista di 36 anni, morto ieri dopo essere precipitato sulle torri di Neva tra Bellunese e Trentino. Riccardo è una persona squisita, lascia un grande vuoto, era una persona che arrivava sempre col sorriso, aveva sempre proprio un sorriso per tutti, è difficile commentare perché abbiamo perso veramente un amico che ora ci guarda da lassù e sicuramente ci sorriderà ancora, però lascia un vuoto grande all'interno della contrada di Posemon. A ricordare Riccardo De Anna, l'alpinista 36enne di Montebelluna, morto dopo essere precipitato per un'ottantina di metri sulle torri di Neva, è l'amico Nicola Badoer, già capomastro della contrada di Posemon, della quale Riccardo faceva parte per il palio di Montebelluna. Fisioterapista, De Anna era stato anche atleta e massaggiatore della contrada, dove tutti lo conoscevano fin da bambino. Un giovane generoso e altruista, tutti lo ricordano per il suo impegno sempre a favore della comunità. Non ci credevamo, ieri quando abbiamo appreso questa notizia ha scosso tutti quanti, infatti anche oggi alla Montebelluna in rosa l'abbiamo voluto ricordare, e in questa manifestazione che anche lui amava e veniva, perché era sempre partecipe, era un volontario, una persona che dava tutto per la comunità. E alla corsa benefica della Montebelluna in rosa il pensiero di tutti è andato a questa giovane vita spezzata. Un ragazzo di 36 anni che purtroppo è venuto a mancare seguendo la propria passione, la passione per la montagna. Abbiamo voluto ricordarlo tutti quanti insieme, tutta la comunità di Montebelluna qui presente. Durante la corsa in rosa io porgo le mie più sentite condoglianze veramente alla famiglia e a tutti gli amici del CAI con i quali ho anche un rapporto speciale. Riccardo De Anna, che abitava a Contea con la mamma, era iscritto al CAI. La sua grande passione negli ultimi anni era diventata la montagna. Era un alpinista esperto ed allenato. I compagni non si capacitano di cosa possa essere successo mentre saliva incordata la torre meridionale sulle vette feltrine al confine tra Bellunese e Trentino. Buone notizie per il ragazzino 13enne investito venerdì a Quinto di Treviso mentre attraversava sulle strisce pedonali la Noalese all'altezza dell'incrocio con via Graziati. Il giovane è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto di degenza ordinario. Per il momento solo a scopo precauzionale, la prognosi resta ancora riservata. L'intera comunità, che in queste ore era stata in grande apprensione per le condizioni di salute del ragazzino, tira un sospiro di sollievo, augurandosi che il 13enne possa presto migliorare ancora e tornare a casa. Veneto sconvolto dalla brutale rapina che si è verificata ieri sera nel Vicentino. A Marostica, madre e figlio immobilizzati e picchiati da una banda che puntava ai soldi dell'incasso del panificio dell'uomo. Si sono presentati alla porta, hanno suonato al campanello. Una volta che l'uscio si è aperto, hanno immobilizzato il figlio e picchiato l'anziana madre. Obiettivo: portar via i soldi in casa, l'incasso probabilmente della panetteria dell'uomo. La brutale rapina che sconvolge il Veneto in serata a Marostica, nel Vicentino, dove ad avere la peggio è stata un'anziana di 79 anni, aggredita, legata con del nastro adesivo e rapinata nell'abitazione di via Nonis intorno alle 20:30. I banditi entrati in casa hanno legato e immobilizzato il figlio quarantenne
rimane nel seminterrato, poi saliti al piano superiore. Hanno immobilizzato anche l'anziana picchiandola selvaggiamente a mani nude e sbattendola contro il muro, come i segni delle botte hanno poi confermato. Volevano i soldi, ma non riuscendo a ottenerli sono scesi nuovamente nel seminterrato e lì il quarantenne sotto minaccia potrebbe aver loro consegnato l'incasso del panificio. A quel punto i malviventi, che avevano fuori ad attenderli uno o più complici a fare da palo, se ne sono andati. Un paio di ore dopo le grida dell'anziana hanno attirato l'attenzione di un passante che ha dato l'allarme ai carabinieri. La 79enne, cosciente ma in lieve ipotensione, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza, dove è tenuta in osservazione in stato di shock. Il figlio è stato medicato a un braccio all'ospedale di Bassano. Il sindaco Matteo Mozzo si è detto profondamente sconvolto, auspicando che i responsabili vengano presto assicurati alla giustizia. A Treviso ora iniziativa contro il degrado in via Roma. I condomini si sono accollati l'affitto del negozio che fino all'anno scorso ospitava l'Armeria Piacentini, in attesa di trovare un nuovo affittuario che contribuisse a riqualificare la zona ed il palazzo, e ci sono riusciti. Lo showroom di un atelier di design dove un tempo c'era la storica Armeria Piacentini in via Roma a Treviso, chiusa da oltre un anno, e stavolta non si tratta solo di una nuova apertura in un quadrante difficile della città, l'unico dove sia stata istituita lo scorso maggio la zona rossa, ma anche un significativo esempio di collaborazione dei privati in ottica antidegrado, già perché dopo la chiusura dell'Armeria sono stati proprio i condomini del palazzo a farsi carico dell'affitto dei locali, subentrando nel contratto per poter gestire direttamente l'entrata di un nuovo inquilino che potesse dar lustro all'edificio progettato nel 1960 dall'architetto veneziano Carlo Scarpa. Tra i condomini anche l'avvocato Fabio Crea. Nel momento in cui si è liberato uno spazio storico che era l'Armeria al centro di Treviso, abbiamo ritenuto, visto quello che era, l'abbiamo ritenuto un pericolo per il condominio oltre per la zona, quelle che potevano essere ingressi di attività che sommate a quelle che già ci sono avrebbero creato ulteriori assembramenti pericolosi, eccetera eccetera. Abbiamo deciso per qualche mese di assumerci l'onere della locazione, facendo da ponte per qualcosa di interessante, di bello. Un esempio di come anche i privati possono aiutare le amministrazioni comunali non solo ad evitare il degrado, ma anche a valorizzare angoli di pregio nascosti o poco conosciuti, come l'androne del palazzo ed altri spazi comuni progettati dal grande architetto veneziano. Proprio perché magari sono inseriti in contesti di degrado e c'è una sorta di disattenzione anche dall'amministrazione oltre che della cittadinanza, quando invece la possibilità di restituire il bello, il decoro, la conoscenza dell'architettura, noi abbiamo la fortuna di avere fra qualche mese la mostra di Goldin, quella è importante, non è solo quella, a Treviso ma in altre città del Veneto abbiamo esempi di questa natura che vanno valorizzati. Screening dei NEI e la polemica che è seguita alle nuove disposizioni regionali. Interviene la trevigiana Marilena Rosada, pronta alla risposta del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Allora, io sono molto arrabbiata per quello che ho letto in tutti questi articoli. Marilena Rosada è una delle tante persone che ha avuto bisogno di uno screening per i suoi NEI, dalle visite di controllo e non solo. Ma la recente normativa nazionale che toglie la mappatura sistematica dei NEI dai LEA, ovvero dai livelli essenziali di assistenza, ha fatto arrabbiare non solo lei, anche molte altre persone. In più, le affermazioni di molti dirigenti regionali, secondo cui i medici di base prescrivono troppi esami non necessari, ha messo la ciliegina sulla torta. Allora, domanda, se un medico non prescrive un esame a un paziente che ha dei sintomi e dopo questo paziente rivela che ha una malattia grave, di chi è la responsabilità? Del medico di base o della Lanzarin o di Benazzi, che subissano sempre i medici che sono sempre chiamati perché prescrivono troppi esami? La questione si apre anche sui NEI sospetti, impossibili da capire per persone non esperte. Ma come fai a vederlo tu il neo sospetto in tutti i posti? Io 2 anni fa ho avuto un melanoma al naso e adesso l'altro giorno sono andata, perché sono al centro melanomi, ho un neo
E la dottoressa mi ha detto sì, bisogna toglierlo, adesso vediamo cos'è. Allora, l'altra volta in 6 mesi è venuto fuori, questa volta in 5 mesi. Allora, o non ha letto bene, non ha guardato bene la dottoressa, o comunque si sviluppa in poco tempo. E infine c'è la questione delle liste d'attesa, tutti i quesiti a cui risponde il direttore generale Benazzi, che ricorda che la carenza di dermatologi in Italia è endemica. Chiedere la mappatura di DEI non ha nessun significato, è importante chiedere chiaramente di individuare un gruppo di NEI o un neo che ha cambiato di aspetto, sanguina, eccetera, eccetera, in modo tale da poter circoscrivere questa richiesta, perché la mappatura complessiva non porta a niente. D'altra parte noi rispondiamo benissimo per le B a 10 giorni, per le D a 30 giorni, sulle P abbiamo qualche ritardo, però possono stare tranquilli i cittadini che ci stiamo organizzando, c'è stata una graduatoria fatta da Azienda Zero, siamo riusciti a riperire dal 1° di ottobre 2 nuovi dermatologi. Questo ci consentirà chiaramente di ridurre ancora di più questo gap. A Motta di Livenza, ora dove oggi è stata una giornata di grande festa per la processione della Madonna dei Miracoli, un evento che Antenna 3 ha seguito in diretta oggi pomeriggio. Colleghiamoci dunque con Motta di Livenza, dove c'è il nostro Lucio Zanato. A te Lucio, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete alle mie spalle sta proseguendo il lungo pomeriggio di fede qui a Motta di Livenza con la celebrazione della Santa Messa. Alle mie spalle l'effigie della Madonna dei Miracoli, che è apparsa qui il 9 marzo del 1510. È un pomeriggio davvero importante e soprattutto davvero carico di fede. Oltre 2.500, c'è chi dice 3.000 persone hanno partecipato alla processione che si è svolta nel pomeriggio di oggi, partendo proprio dal sagrato della Basilica, per poi dirigersi verso la piazza del municipio e poi tornare passando attraverso il Torresin, poi tornare proprio qui alla Basilica. Un momento davvero toccante, non solo di fede, non solo per questa celebrazione che si ripete ad ogni anno santo, quindi ogni 25 anni e a ogni 100 anni dall'apparizione, ma un momento di fede perché anche da qui si è levato il grido per la pace nel mondo. Non a caso il vescovo Riccardo Battocchio, che ha presieduto l'intera cerimonia, in questo momento sta presiedendo la Santa Messa, ha detto: superbi del mondo, non traccerete la rotta della nostra storia. Evidentemente riferendosi, e si è riferito più volte ai momenti di difficoltà che in questo mondo esistono, l'Ucraina con la Russia e come dire, Gerusalemme e Israele per quanto riguarda la striscia di Gaza e il tema dei palestinesi. Insomma, anche da qui, tenendo conto che doveva essere presieduta dal patriarca di Gerusalemme, Monsignor Pizzaballa, proprio tutta l'intera cerimonia, ma appunto il patriarca ha deciso di non venire a Motta di Livenza, nonostante la conoscesse molto bene, nonostante avesse dato la sua adesione a questo momento, ha deciso di non venire, l'ha spiegato in un videomessaggio. Non posso lasciare, un padre non può lasciare una famiglia quando ci sono delle difficoltà, e così è rimasto. In ogni caso devo dire tanta partecipazione, e le immagini che abbiamo visto lo dimostrano, tanta partecipazione per un evento che ha lasciato in tutti coloro che hanno passato un grande sentimento di pace e di serenità. E con questo da Motta di Livenza è tutto e ti restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato che ha seguito con i colleghi questa importante processione a Motta di Livenza. Noi ora andiamo a Istrana, dove ieri c'è stato il taglio del nastro del nuovo polo scolastico, che comprende sia la nuova scuola secondaria di primo grado Toniolo sia la riqualificata primaria Pezzani. L'investimento è stato di circa 17 milioni di euro. Sentiamo le parole della sindaca Maria Grazia Gasparini. Abbiamo inaugurato questo polo scolastico con 2 scuole, una scuola media e una scuola primaria, che quindi sono adesso completamente fruibili dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze, e sono innovative e sostenibili, spazi accoglienti che loro potranno riempire di grandi contenuti. Io credo che per un amministratore avere questa visione in prospettiva voglia sempre dire investire verso il futuro di una comunità, e quindi questo
quest'oggi sono particolarmente contenta perché con un investimento importante, con un percorso a volte con qualche difficoltà, si è arrivati però ad un traguardo che sicuramente porta un'evoluzione, ecco, di tutta la nostra comunità. Abbiamo voluto intitolare l'aula magna della scuola alla figura di Tina Anselmi, una figura simbolo del nostro territorio al femminile, simbolo di dedizione e di impegno civile. E continuiamo a parlare di scuole perché a Montebelluna è stato inaugurato al Maffioli il nuovo complesso delle cucine completamente ristrutturato, un progetto del valore di 2,5 milioni di euro. Viva! Viva! Una ristrutturazione lunga e complessa, ma giunta finalmente al traguardo, quella dell'Istituto Maffioli, con l'apertura delle nuove cucine tecnologiche, moderne, decisamente all'avanguardia, come si conviene ad una scuola che deve formare persone e personale di alto livello. Far da mangiare, saper far da mangiare per gli altri è una responsabilità non comune e in questa scuola si impara a far da mangiare molto bene, ma anche un luogo in cui c'è un'educazione tout court, non solo il saper far da mangiare, che ripeto è già fondamentale, ma anche un rispetto verso la disciplina, un rispetto verso le altre persone, imparare un modo di comportarsi che è un momento complessivo di tutta la formazione che viene in questo istituto. Quindi un ringraziamento veramente alla provincia, ai dirigenti scolastici, ai docenti, ma soprattutto a tutti questi giovani che ogni giorno ci insegnano tantissime cose. Un progetto del valore di oltre 2,5 milioni di euro finanziati dalla provincia per quasi metà, il restante derivante da fondi statali e che riunisce a 2 anni di distanza dall'inaugurazione della nuova sede tutto il plesso scolastico dell'Einaudi Scarpa in un'unica area. Un fiore all'occhiello anche sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico. Anche questo edificio è infatti a consumo zero e completamente ecosostenibile grazie all'utilizzo di materiali in legno con tecnologia ex-LAM. Un'occasione di festa anche per i giovani studenti impegnati a fare da cicerone attraverso le nuove aule, i 2 blocchi di spogliatoi con servizi igienici dedicati e la grande aula bar dove al termine un piccolo aperitivo ha celebrato le abilità dei giovanissimi sia in sala che in cucina. Sono soprattutto, devo dire, felice perché come al solito gli studenti si sono distinti come sempre, perché gli studenti del Maffioli, devo dire, nelle loro divise impeccabili, insomma, si distinguono sempre. Il prossimo Masterchef inizia qui? Sì, certo. Questa poi è una sala veramente, devo dire, molto bella anche per i colori. Con l'arrivo della pioggia prevista tra domani e martedì si concluderà la vendemmia del Prosecco anche nelle zone più difficili delle colline UNESCO e già si prevede un'annata con un po' meno alcol, ideale per l'attuale richiesta dei mercati. Credo che le immagini parlino da sole. È un'annata che da un punto di vista compositivo dell'uva ci assicura certamente un perfetto equilibrio tra zuccheri e acidi. Gli zuccheri sono su medio, forse medio-bassi livelli, comunque sempre da disciplinare, e comunque confermano che questa è una varietà per produrre un vino, possiamo dire, low alcol, e questo è un vantaggio in questo momento. Siamo agli ultimi giorni di fatica sulle rive del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore e già si inizia a capire come sarà l'annata 2025. E c'è soddisfazione ai vertici del consorzio della DOCG anche per la quantità prodotta. In questi ultimi giorni ho sentito parecchi viticoltori e finalmente, dopo il drastico calo del 2022 dovuto alla flavescenza dorata, 2023 ancora non abbiamo recuperato i quantitativi, sempre per lo stesso problema, 2024 bassa fertilità delle gemme, grappoli, spargoli, finalmente 2025 quest'anno raggiungeremo i livelli da disciplinare, 130 quintali nelle rive, 135 quintali nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco spumante e quindi ecco stimiamo intorno a 1.100.000 quintali, pari a 750.000 ettolitri. Soddisfazione anche per la risposta di mercati.
considerando i primi 8 mesi dell'anno, il Conegliano Valdobbiadene vede un segno positivo dell'8%. Questo sicuramente all'impegno di tutte quante le aziende nelle loro attività di promozione, ma soprattutto anche la qualità del prodotto e la qualità del territorio. Qualità del prodotto che si vede nella raccolta a mano, ma anche in questa panoramica della cantina produttori Valdobbiadene, dove la chiave anche di conservazione del territorio passa per la cooperazione. Un territorio per essere forte deve avere una cooperazione forte. Noi ne siamo uno degli esempi, Cantina Produttori di Valdobbiadene lo è. Guardate, qui abbiamo una media di 20-30 quintali per ogni carretto, metà campo di calcio, questa è la superficie media dei nostri 600 viticoltori che portano l'uva qui nelle nostre cantine. Numeri che dimostrano come più che al guadagno qui si guarda la passione che non ha età. Qua l'ho impiantata io, si può dire, perché era già andata abbandonata. E quando è che l'ha ripiantata? 40 anni fa, questo cosa. E da 40 anni lei ogni giorno è qui su? No, assolutamente no, dicono così, ma insomma vengo per non lavorare ai presti, sono a casa. Ma qui non è lavoro, qui è passione. Beh, sono tutte robe, non sono pesanti, non sono faticose, no. Se uno lo fa per forza, lo fa malvolentieri, è più gravoso il lavoro. Passione di chi si avvia verso il secolo di vita e passione che fa tornare a vendemmiare anche chi il resto dell'anno vive dall'altra parte del mondo. Da San Francisco, dagli Stati Uniti, qui ogni anno per venire a vendemmiare. Perché? È una tradizione e un grande onore celebrare un anno di lavoro di mio padre e celebrare la natura, i cicli della vita, quindi è una cosa bellissima. Grappoli, vigne, luoghi, storie e volti che fanno del prosecco di queste colline più che un vino un'opera d'arte, a volte anche tra le nuvole. Possiamo dire che questo in fondo è il suo piccolo paradiso? Questa zona qui. Stare qui è un po' un paradiso per lei? Sto bene. Paradiso non so ancora come sia. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso. C'è anche uno sportello psicologico per i giovani tra i progetti finanziati dal GAL Alta Marca. Il GAL ha nuovi compiti, non più turismo, ma promuovere servizi per la comunità, per la qualità della vita dei residenti, per contrastare lo spopolamento e finanziare nuove attività di impresa. 13 progetti finanziati, 10 presentati dai comuni, 2 da Onlus, 1 dall'Unione Montana, per un totale di 1.700.000 euro. Sono questi alcuni dei numeri che segnano il nuovo ruolo e il nuovo corso del GAL Alta Marca. 1,7 milioni nel territorio non è poco, poi aggiungendo altri bandi che abbiamo messo siamo arrivati in poco tempo a già 2 milioni di euro. Noi siamo ormai alla spesa totale di oltre l'80% dei fondi disponibili già messi giù nel territorio. La nostra programmazione dura fino al 2028, capite che siamo a buon punto e un grande lavoro già svolto. Si punta quindi sui servizi con i progetti presentati a Villa Brandolini a Solighetto. Tra questi uno in particolare si occupa di fragilità giovanili, attivo un servizio di psicologia. Ci sarà uno sportello nel comune di Cappellamaggiore, uno a Sarmede e uno a Fregona e questo è un servizio importante perché consentirà, è rivolto soprattutto ai minori, ma non solo, anche alle loro famiglie, e consentirà di intercettare tutte quelle situazioni di malessere, di disagio, di fragilità che sono crescenti purtroppo in questo periodo e di dare una risposta. Di fragilità si occuperà anche l'associazione Soligo Onlus, che farà rete con i comuni di Farra e Pieve sui temi della disabilità e non solo. Per mettere a disposizione questi nostri stabili, questo borgo che stiamo restaurando per il servizio di quelli che sono le persone naturalmente che ne hanno più bisogno. Naturalmente passa per la mia testa anche di poter un giorno avere un centro per quelli che sono
le problematiche sulle donne e su quello che sono questi femminicidi e questi maltrattamenti verso le donne. Il contrasto dunque alla violenza di genere, obiettivi sempre più ambiziosi con il GAL Altamarca, pronto a incontrare la popolazione per illustrare i nuovi bandi il 29 settembre a Sernaglia della Battaglia, lunedì 6 ottobre a Segusino. La bella domenica di sole ha favorito la partecipazione alla 7ª edizione della Montebelluno in Rosa, corsa benefica per sostenere le iniziative della Lilt cittadina. Oltre 3.500 persone, chi di corsa, chi semplicemente passeggiando, hanno partecipato alla 7ª edizione della Montebelluna in Rosa, evento benefico organizzato per sostenere le attività della Lilt nella prevenzione e la lotta ai tumori. Ultima domenica d'estate, all'insegna del sole e del caldo, ha favorito la partecipazione di tante persone e famiglie che hanno voluto sostenere l'iniziativa. È importante perché con l'aiuto di tutti, volontari, sponsor e partecipanti, riusciamo a donare un bel assegno alla Lilt che si impegna nella cura, nella prevenzione e nel trasporto dei malati oncologici. Quindi siamo tutti molto motivati e abbiamo un grande cuore. Il ricavato verrà consegnato alla delegazione cittadina della Lilt. L'anno scorso abbiamo fatto il servoscala perché siccome noi, essendo il secondo piano, avevamo 4 rampe di scale, quindi con il servoscala, siccome che noi abbiamo sempre persone oncologiche che praticamente hanno difficoltà a salire le scale, quindi con questo servoscale adesso vengono su e non hanno nessuna difficoltà. Una giornata di festa ma anche di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori. Importante perché comunque partecipare alle attività del paese è importante. Il motivo per cui siamo qua ancora di più, visto che appunto è un atto di beneficenza, di aiuto che facciamo agli altri e anche a noi stessi, decisamente. E poi è bello. Noi siamo 4 generazioni, le bimbe, la mamma, la nonna e la bisnonna. Un nuovo mezzo per trasportare persone con difficoltà è stato donato all'associazione Contea di Conegliano nei giorni scorsi, una cerimonia per ringraziare le 50 aziende del territorio che hanno partecipato alla raccolta fondi per l'acquisto. Quando l'unione e la solidarietà fanno davvero la forza, ecco il nuovo mezzo per il trasporto sociale donato all'associazione Contea di Conegliano grazie alla fondazione Progetti del Cuore. Hanno partecipato oltre 50 aziende del territorio che hanno raccolto i fondi necessari all'acquisto della vettura destinata al trasporto di persone con difficoltà a spostarsi, per esempio per andare a fare delle cure, una visita, ma anche semplicemente per andare al lavoro, a scuola o a fare la spesa e per varie ragioni, difficoltà motorie o economiche, hanno la necessità di un aiuto per il trasferimento. È un grande esempio di solidarietà sociale, è una cosa unica, una cosa importante e spero che non solo con noi, ma so che a tutte le associazioni viene riservato questo trattamento di ringraziamento. Io spero che sia una cosa che possa continuare nel tempo. 55 i volontari impegnati nel servizio di trasporto sociale che ora avranno un ulteriore mezzo a disposizione grazie alla donazione dei Progetti del Cuore, la fondazione che si occupa di rendere possibili servizi erogati da comune e associazioni di volontariato alle fasce più deboli della popolazione, soprattutto disabili, bambini e anziani. E a Conegliano Contea sta lavorando anche ad un altro importante progetto. Un progetto che abbiamo molto importante proprio per un cambiamento, no? Per una spinta di evoluzione dentro al volontariato. Parliamo di un inizio con 5 comuni, quindi una capacità potenziale per 70-80 mila cittadini. E siamo ora alla pagina dello sport, non solo l'argento mondiale in Giappone nel salto triplo dell'azzurro Andrea Della Valle, parla a Trevigiano l'oro nella specialità perché il campione mondiale, il cubano portoghese Pedro Pichando, già oro olimpico sempre a
Tokyo è tesserato con l'associazione ATL Etica, di cui è presidente il trevigiano Andrea De Lazzari, già a sua volta atleta professionista e allenatore, con una visione che unisce sport e sociale, che vede nel successo di Picciardo uno dei risultati più significativi ottenuti dai propri atleti. In questa domenica che sancisce la fine dell'estate, i colori sgargianti dei fiori iniziano a essere contornati dalle prime foglie che si tingono di giallo e di rosso, temi che quasi 40 anni fa animavano il concorso di Treviso in Fiore grazie ad un'associazione che aveva sede al Molinetto di Villa Manfrin. Questa sera, per la nostra rubrica dedicata alla nostra storia, rivediamo quell'angolo di Treviso oggi purtroppo chiuso e in rovina. Treviso è in fiore anche alla fine di settembre. Sarà che il caldo ha prolungato l'estate, sarà che le vacanze sono finite ormai da un pezzo. Fatto sta che le ultime iniziative di Treviso in fiore suscitano notevole interesse da parte dei trevigiani. 3 concorsi indetti dal Centro Turistico Giovanile Antelao e dal Comune di Treviso nell'ambito dell'edizione decennale della manifestazione vedono il loro termine ultimo per le adesioni scadere dopodomani. Sabato e domenica, quindi praticamente subito, si svolgerà Vetrine in Fiore, aperto a tutti i negozi cittadini e suddiviso in 2 sezioni: piante e fiori freschi e fiori finti o articoli a carattere floreale. Protagoniste ovviamente le vetrine, che nel fine settimana dovranno essere ben visibili con adeguata illuminazione e saracinesche aperte. 9 invece le sezioni del concorso Balconi Fioriti, tante quante le circoscrizioni trevigiane, per stimolare la creatività dei cittadini e incentivare il loro amore per i fiori. Una commissione visionerà i balconi e compilerà una graduatoria. C'è poi il concorso dedicato alle diapositive per immagini relative al giardino di Villa Manfrin oppure a manifestazioni che si svolgono nell'ambito di Treviso in Fiore. Si possono presentare al massimo 10 diapositive. Intanto è già tempo di bilanci per il Treviso in Fiore 1987. Dal giugno scorso sono oltre 100.000 le presenze registrate in villa. Il centro Antelao dà notizia della temporanea chiusura dell'ufficio informazioni attivato fin dallo scorso maggio nel Molinetto. Già funzionante da alcuni anni, questa volta l'ufficio, hanno detto i suoi promotori, ha avuto la consacrazione ufficiale. E siamo in chiusura di questa edizione. Vi ricordo l'edizione straordinaria del nostro telegiornale che Antenna 3 manderà in onda domani mattina a partire dalle 10 per raccontarvi le manifestazioni in programma. Domani la mobilitazione pro Gaza e poi anche lo sciopero dei sindacati di base che riguarderà soprattutto il trasporto pubblico locale, massime le misure di sicurezza. Previsto l'arrivo di attivisti dei centri sociali da ogni parte del nord-est. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Come sempre dopo la sigla l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti una buona serata, arrivederci.